Telespettatori siciliani, ben ritrovati con il nuovo numero di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento dedicato interamente ai campionati dilettantistici siciliani, dal campionato di interregionale sino ai campionati di seconda categoria. Salutiamo subito la nostra prima penaltina della giornata, ovvero Buona domenica. Lorena. Ciao Lorena, Ciao a tutti. Come stai? Sto benissimo. Perfetto. E diamo subito parola naturalmente al commentatore ufficiale del campionato di interregionale, nonché anche quello di promozione di eccellenza, ma soprattutto di eccellenza. Lo facciamo subito con Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i telespettatori. Ben ritrovato in postazione internet in questa prima parte, perché poi dopo ci raggiungerà naturalmente Salvatore Angemi. Mentre nella postazione ospiti abbiamo Ivan Jacobello, che ospite non è, perché insomma è un nostro fido collaboratore di penalty, nonché giocatore chiaramente del campionato di eccellenza del San Gregorio. Oggi è andata bene, Ivan? Oggi abbiamo vinto, è stato però una partita molto difficile. Abbiamo vinto all'ultimo sospiro. E quindi il sapore è ancora più bello quando si vince proprio all'ultimo istante. Più bello, sì. E poi ci parlerai anche chiaramente del resto del tuo girone di competenze, il girone B del campionato di eccellenza. Certo. Perfetto, insieme al nostro Ivan abbiamo Dario Giuffrida. Ciao Dario. Ciao Ettore, ciao a tutti. Dario è qui presente in questa primissima parte della nostra trasmissione, perché con lui tra pochissimo avremo il consueto spazio dedicato al calcio Catania, la finestra sul calcio Catania che ha pareggiato a Cagliari. È andata bene comunque, dai, un pareggio, accontentiamoci. Abbiamo modificato il trend in trasferta, questo è già è già qualcosa. Benissimo, tra poco parleremo del calcio Catania, però prima la nostra Lorena deve ricordare assolutamente a tutte le numerosissime televisioni che ripetono nel corso della giornata del lunedì la nostra trasmissione penalty. Ovviamente Sesta Rete di Catania, TRA di Acireale, Prima TV di Giarre, TGR di Randazzo, Teleradio Ciclope Bronte, TVR Xenon di Caltagirone, Canale 8 di Avola, Tele 8 di Trapani e Tele 90 di Messina. Benissimo, allora prima di andare subito a parlare del calcio Catania abbiamo il primo break pubblicitario, tra pochissimo ritorneremo di nuovo qui con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. A tra poco. Anche se siamo nell'era digitale, il biglietto da visita continua ad essere di fondamentale importanza. La professionalità del tuo biglietto da visita è Business Card, esclusiva del Gruppo Paglia. Gruppo Paglia, servizio stampa, qualsiasi quantità, qualsiasi dimensione, in 24 ore, in tutta Italia, senza spese di spedizione. Gruppo Paglia, servizio stampa, cartoleria, oggettistica, gadget, grande assortimento di penne Parker, Basile, Waterman. Gruppo Paglia a Catania, al 19 ed al 204 di via Vittorio Emanuele, Corso delle Province 129. Offertissime di fine anno. Calendario olandese a partire da 55 centesimi. Calendario illustrato a partire da 70 centesimi. Ogni 500 calendari, 1000 biglietti da visita in omaggio. Agende giornaliere personalizzate, 3 euro. Maxi offerta, 1000 biglietti da visita plastificati fronte retro a colori a 34,90 euro. Rientrati in studio subito con il quadro brevissimo sul calcio Catania, un pareggio fuori casa, si è giocato sabato a Cagliari, è finita 0-0, è stata una partita particolarmente difficile da interpretare in alcuni momenti, però poi alla fine credo che comunque il pareggio sia andato bene per entrambe le squadre. Vediamoci il gingolino. Pomeriggio cagliaritano, finito quindi 0-0. Dario, come hai visto la partita? Guarda, ci sono state lezioni di matematica a cui ho assistito e sono state più entusiasmanti e coinvolgenti della partita dell'Is Arenas. Vera trionfatrice è stata la Noia 0-0. Il Catania, mettiamolo da un punto di vista positivo, ha portato via dalla trasferta sarda un punto importante. Sappiamo che la squadra rossazzurra non è la stessa in trasferta. Sono già partite le in casa. immagini nel frattempo di questa partita di Cagliari. C'è stato un attimo in cui il Catania comunque poteva tentare di far gol. Qui c'è stata per esempio un'occasione mancata da
da Marchese, che credo sia stato uno dei migliori in campo per quanto riguarda il Catania. Come al solito, come è il suo trend nelle ultime partite, Marchese sta sempre di più prendendo possesso della sua fascia di competenza, tira sempre più spesso. Purtroppo ieri però a Cagliari è mancato il pacchetto offensivo, Gomez è stato controllato benissimo da Pisano, non c'era Berghessio. Qui c'è la grande occasione mancata dal cagliaritano da Sao, ma devo dire che Andujar è stato straordinario. In un minuto 2 occasioni per il Cagliari, abbiamo appena rivisto anche la seconda. Questo è stato un po' distinto, questa parata. Questo è distinto, ma diciamo che è il succo della partita, perché poi non è avvenuto molto altro. Dobbiamo arrivare fino al 37esimo, quando Le Grottaglie si è avventurato in un retropassaggio assassino, e Andujar in uscita, che non era esattamente il suo pezzo forte, fino a qualche tempo fa è riuscito a salvare il risultato. Diciamo che si guarda già avanti, perché oggettivamente c'è poco da dire sulla gara di ieri. Prendiamoci il punto e andiamo avanti. Ci si prende il punto, si fanno anche i conti con l'assenza dell'attaccante principe del Catania, ossia Berghessio. Torna il tema principale, che è dalla fine, pesante. Assenza pesante, dalla fine del mercato non si parla altro che di questa alternativa al Lavandina, a Gonzalo Berghessio, e ieri l'assenza si è fatta sentire. Però ottimismo assolutamente a 1000, perché settimana prossima si giocherà in casa, e noi sappiamo tutti che quando si gioca al Massimino, insomma, il Catania sembra avere una marcia in più. La partita sembrerebbe anche abbordabile, anche se si gioca contro una bestia nera che è il Chievo. Esatto, perché ricordiamo che l'anno scorso il Chievo in casa fece penare il Catania e non riuscì a portare il risultato a casa. Tra l'altro la partita successiva, la prossima trasferta, è quella del derby col Palermo, quindi bisogna restare concentrati e pensare una partita dopo l'altra. Sappiamo quanto la piazza tenga a questa gara. Perfetto, chiudiamo quindi la parentesi dedicata al calcio Catania, che ritornerà come al solito la prossima puntata di Penalty. Ed eccoci rientrati in studio, e adesso ritorniamo a parlare del calcio dilettantistico con la prima categoria in questione. Parliamo del campionato di interregionale. A te la parola, cara Lorena, per i risultati e la classifica di questo girone I, il girone siciliano. A Messina, San Biase 1-0. Ad Aci San Filippo, Acireale, Comprensorio Normanno 0-1. Ad Agropoli, Città di Messina 2-2. A Licata, Cavese 2-2. A Caltanissetta, Nissa, Palazzolo 0-3. A Noto, Comprensorio Montalto 1-3. A Cosenza, Gelbison 1-2. A Ragusa, Vibonese 0-0. E a Torre Annunziata, Savoia, Ribera 1-1. Per quanto riguarda la classifica, abbiamo la squadra del Gelbison ancora in vetta con 24 punti, ma distanziata solo di una lunghezza abbiamo la squadra del Messina. In vetta troviamo Gelbison con 24 punti, segue Messina 23, Cosenza 22 punti, Città di Messina e Comprensorio Montalto 20, Savoia 19 punti, Ragusa e Comprensorio Normanno 18, Ribera 17 punti, Agropoli 15, Cavese e Licata 13 punti, San Biase e Vibonese 11, Acireale e Palazzolo 8 punti, ultimi in classifica troviamo Noto e Nissa con 4 punti. Sottolineiamo anche che la Nissa ha un punto di penalizzazione, dico bene? Assolutamente sì. Perfetto. Tabellino per quanto riguarda la prossima giornata, che si disputerà domenica 18 novembre 2012. Gli incontri saranno Città di Messina Ribera, Comprensorio Montalto Agropoli, Comprensorio Normanno Noto, Gelbison Ragusa, Licata Savoia, Palazzolo Acireale, Cavese Messina, San Biase Cosenza ed infine Vibonese Nissa.
Carmelo, allora prima di dare subito un commento a questa giornata del calcio dilettantistico riguardante il campionato interregionale, vogliamo dare i riferimenti per mettersi in contatto con noi attraverso internet? Assolutamente sì. Allora il nostro sito internet ufficiale è www.programmapenalty.it, la nostra email è programmapenalty@gmail.com e poi c'è la nostra pagina Facebook Programma Penalty, quindi sono tanti modi per potersi mettere in contatto con noi. Se vi perdete la puntata eventualmente non vi preoccupate, a partire già dal pomeriggio del lunedì la potete rivedere anche attraverso appunto il sito programmapenalty.it. Parliamo del campionato interregionale, alla Ciriale è andata male, però veramente quasi a tempo scaduto questa vittoria corsarea della squadra paternese. Allora, la copertina oggi la merita Felice Vecchio, che è il giovanissimo portiere del Paternò, classe 1994. È una di quelle storie che il calcio ogni tanto ci racconta. Ettore, questo ragazzo a inizio stagione, storia. in realtà sia l'anno scorso che soprattutto all'inizio di questa stagione era stato scartato dalla Ciriale. Vecchio è cresciuto nelle giovanili del Riposto, era stato acquistato dalla Ciriale, però per un motivo o per un altro non avevano in casa Granata puntato su di lui. Invece ha puntato forte su di lui il Paternò, anche complice l'abbandono del portiere su cui avevano puntato ad inizio stagione. Strano, ha deciso di affidare la maglia da titolare a Vecchio e oggi è stato ripagato. Oggi il portiere del Paternò ha effettuato 4 parate decisive e di fatto ha sbarrato la strada al successo arrivato poi con un gol di Mandarano che si è sbloccato già la settimana scorsa. Sì. Con Capitan Scalia avevamo parlato di come Mandarano stia iniziando ad ingranare nell'attacco del Paternò. Oggi un altro gol pesantissimo, Paternò che esce dalla crisi, successo complessivamente meritato per i ragazzi di Pippo Strano. Messina che si mantiene vicinissima alla vetta, oggi 1-0 con la Sambiase. Cambia ancora la vetta della classifica, torna il Gelbison Cilento che ha espugnato il San Vito di Cosenza. Il Messina segue subito a ruota che supera anche faticando il Sambiase per 1-0. La notizia però al San Filippo è che si è sbloccato l'onduregno Julio César León, è suo il gol decisivo, una bellissima punizione al 23esimo del primo tempo. Continuiamo a parlare del Gelbison, però intanto i risultati li fa. Oggi vincere contro il Cosenza non sarà stato sicuramente una partitella facile. Ormai io credo che la formazione lucana non si possa nascondere, si possa nascondere più, e ormai è una protagonista di questo campionato e credo che fino alla fine ce la ritroveremo come protagonista. Da segnalare quest'oggi per quel che concerne le siciliane il buon punto ottenuto a Pestum dal Città di Messina che ha pareggiato 2-2 con l'Agropoli, sulla cui panchina esordiva questa settimana Francesco Dellisanti, che è uno dei santoni del calcio campano, ha ottenuto promozioni con Benevento, allenato anche squadre importanti come il Taranto. Il Noto continua a non fare punti. Il Noto punti. perde oggi male, ha perso male, anche se con un avversario in grandissima forma come il Comprensorio Montalto, che con questi 3 punti scavalca il Savoia e balza in zona playoff. Io invece anche quest'oggi, Ettore, mi soffermerei sul Licata, che al Dino Liotta ha ottenuto un punto importante contro la Gavese. Ma per la formazione di Romano sono parecchi i rammarichi perché la doppietta di Pasca la stava proiettando verso il 4º successo consecutivo e negli ultimi minuti invece la Cavese è riuscita a pareggiare. Però c'è un trend di crescita, quindi va bene. Invece delude il Ragusa che contro una Vibonese in crisi non va oltre lo 0-0 all'Aldo Campo. E da segnalare il buonissimo punto invece ottenuto dal Ribera di Bruccoleri a Torre Annunziata contro un Savoia contestato alla fine partita dal pubblico amico. Da notare che la settimana prossima c'è Palazzolo a Ciriale. Diciamo che per entrambe potrebbe essere, non dico una partita da ultima spiaggia, però una partita che può delineare indubbiamente il cammino delle prossime settimane. È una gara fondamentale per entrambe, così come è importante invece la gara di Cava dei Tirreni, in cui il Messina deve assolutamente vincere per non perdere terreno dalla vetta della classifica, con il Gelbison che a Valle Lucano sarà impegnato in casa contro il Ragusa di Anastasi. Perfetto, abbiamo quindi concluso il quadro del campionato interregionale. A questo punto che dobbiamo fare? A questo punto andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. E ci riposiamo un po', ci riposiamo un po'.
La trasmissione che vi segnala chiaramente con i risultati e le classifiche e soprattutto i commenti tutti i quadri del calcio dilettantistico siciliano. Parliamo di penalty, in onda anche in diretta la domenica a partire dalle ore 19 su Sesta Rete di Catania e poi nel corso della giornata del lunedì in buona parte della Sicilia con le TV che Lorena ha già elencato, ma che ricorderemo anche durante il corso della trasmissione. So che devi fare dei saluti, dai, forza. Sì, perché me l'hanno richiesto e ci stanno seguendo. Vai. Quindi salutiamo Marco Di Bella, Ciccio Chiappero e Simone Mauceri e poi un saluto particolare alla mia nonna che mi sta guardando. Benissimo, è la nostra penaltina, dobbiamo accontentarla. Adesso dobbiamo accontentare però i nostri amici a casa che vogliono subito sapere i risultati del campionato di eccellenza. Iniziamo con il girone A. Perfetto, vai. Ad Agrigento, Acragas, Marsala 4-1. A Bagheria, Raffadali 1-3. A Castelvetrano, Folgore Selinunte, Parmoval 0-0. A Leonfortese, Atletico Campofranco 0-1. A Palermo, Monreale Alcamo 1-3. A Custonaci, Riviera Marmi batte Mazzara 2-1. A San Giovanni Gemini, San Cataldese 1-0 e a Trapani, Valderice batte Camarat 4-2. 10ª giornata, 10ª vittoria consecutiva per la squadra dell'Acragas che è in testa, pensate un po', con 30 punti. Ma guardiamo il tabellino completo. Prima in classifica troviamo Acragas con 30 punti, segue Atletico Campofranco 22, San Giovanni Gemini 21 punti, Raffadali 20, Riviera Marmi 17 punti, Camarat e Alcamo 15. Parmoval 13 punti, Mazzara e Leonfortese 11, Bagheria e Monreale 10 punti, Folgore Selinunte 9, Valderice 8 punti, San Cataldese 7, ultima in classifica ancora Marsala con un punto. Ricordiamo Marsala e Mazzara un punto di penalizzazione. Prossimo turno, domenica prossima, domenica 18 novembre 2012, si giocheranno Alcamo Acragas, Atletico Campofranco Valderice, Camarat Riviera Marmi, Mazzara Bagheria, Monreale Folgore Selinunte, Raffadali Parmonval, San Cataldese Leonfortese e Marsala San Giovanni Gemini. Sembrerebbe un po' la solita ennesima domanda che ti faccio, Carmelo, riguardante il girone A del campionato di eccellenza, questo Acragas che forse evidentemente vuole stabilire tutti i record assoluti dei campionati dilettantistici. Oggi però c'è da dire che comunque il testacoda dell'Esseneto in realtà come previsto è stato senza storia. L'Acragas ha superato 4-1 il fanalino di coda Marsala in una gara già praticamente decisa nel primo tempo. E quel che va sottolineato è che oggi le squadre che ipoteticamente comporrebbero la zona playoff, la seconda, terza, quarta e quinta, oggi hanno vinto tutte, hanno fatto il loro dovere. Il Campofranco ha espugnato il campo della Leonfortese, il San Giovanni Gemini ha battuto 1-0 la San Cataldese, il Raffadali ha vinto a Bagheria e il Riviera Marmi ha superato in casa il Mazzara, quindi le inseguitrici fanno il loro dovere, ma l'Acragas è troppo forte. L'Acragas non si ferma assolutamente. Una battuta la voglio fare magari con Ivan, che vive comunque l'altro girone in prima persona giocando con il San Gregorio, però devo dire che veramente questo Acragas fa paura, nel senso che comunque i risultati sono da rullo compressore. Ma sembra un po' il campionato dell'anno scorso in cui vi era il Ragusa che è il Messina, sì. Insomma, che hanno dettavano legge in quel dettavano girone. Legge e hanno stabilito tutti i record di punti. Beh, che dire, speriamo che il campionato si riapra perché comunque insomma c'è sempre comunque la lotta dei playoff. Sì, c'è la lotta dei playoff. Però insomma c'è anche una zona diciamo che nessuno si vuole augurare di incontrarla in Coppa l'Acragas, infatti, no? Perché sennò si rischia magari una possibile eliminazione. Per adesso è tra gironi, sì. Quindi vediamo, speriamo di andare avanti e magari chissà di confrontarci anche con l'Acragas. Certo, perché comunque rimane sempre una bella esperienza. Sì. Parliamo sempre del campionato di eccellenza, parliamo adesso del girone B, risultati e classifica di questa 10ª giornata. A Villafranca Tirrena, Atletico Villafranca Comiso 2-1. A Pachino Rosolini Aci Sant'Antonio 2-2.
A Vittoria, Vittoria Tiger 1-3. A Piraino, Due Torri batte Real Avola 2-0. A Mazzarrà, Sant'Andrea, Mazzarrà Nuova Igea 1-1. A Modica, Modica batte Mister Bianco 2-0. A San Gregorio di Catania, San Gregorio Atletico Gela 2-1. E a Taormina, Taormina Orlandina 1-2. Adesso sono soltanto 3 le squadre che guidano questo girone B del campionato di eccellenza, parliamo della Tiger, dell'Orlandina e del Modica, tutte e 3 con 19 punti. In vetta troviamo Tiger, Orlandina e Modica con 19 punti. Seguono Vittoria, Taormina, Nuova Igea e Due Torri 16 punti. Mazzarrà e Aci Sant'Antonio 15 punti. Mister Bianco 13. Real Avola, Rosolini, Atletico Villafranca e San Gregorio 9 punti, Comiso 6 e Atletico Gela ultimo in classifica con 5 punti. Ricordiamo il Mister Bianco con 2 punti di penalizzazione. Anche per questo girone B, come al solito, il tabellino degli incontri che si disputeranno domenica prossima, domenica 18 novembre 2012. Si giocherà Aci Sant'Antonio Taormina, Atletico Gela Rosolini, Vittoria Atletico Villafranca, Mister Bianco Mazzarrà, Nuova Igea San Gregorio, Orlandina Comiso, Real Avola Modica ed infine Tiger Due Torri. Allora, se voi siete d'accordo, io direi magari di far partire le immagini di una partita importante, no? Perché l'Orlandina, vincendo a Taormina, vola in testa, e ne possiamo anche parlare con il nostro ospite Ivan, ma soprattutto con Carmelo Puglisi. Allora, questa vittoria dell'Orlandina che spugna Taormina probabilmente, insomma, delinea quello che potrebbe essere il cammino da vertice della squadra messinese? Guarda Ettore, io ti dico una cosa, io oggi ho visto la partita e ti dico che l'Orlandina oggi ha dato una bella prova di forza. Saro De Cento oggi ha rischiato, l'allenatore del Taormina, si è ricordato di essere allievo di Zeman e ha schierato un 4-3-3 molto spregiudicato. Raffaele ha messo le contromoste giuste e di fatto ha punito, perché in 20 minuti l'Orlandina era già sul 2-0, ha segnato prima il difensore Palma sfruttando un rimpallo nell'area piccola, e poi è arrivato il raddoppio di Crino, che era stato servito da una traversona dalla destra di Elam Rawi. Poi il Taormina nel secondo tempo si è rimesso in carreggiata, ha accorciato le distanze con Totaro, ma a quel punto l'Orlandina è stato capace di amministrare molto bene la partita e di portare a casa un successo importante. Ma non c'è crisi comunque a Taormina? Assolutamente no. Questa sconfitta, insomma, non credo che possa pregiudicare un po' il cammino. Rimane a 3 punti dalla vetta, sta facendo un campionato importante al di là delle vittorie a tavolino, perché va sottolineato che comunque al di là delle vittorie a tavolino il Taormina ha fatto 3 vittorie consecutive e la settimana scorsa è andato a vincere a Comiso, quindi comunque il Taormina è anche in salute dal punto di vista atletico e non solo. Così come è in salute questo Modica che balza in testa battendo un Mister Bianco che comunque è sempre una brutta gatta da pelare. Allora la pattuglia, come abbiamo visto prima, la pattuglia delle capoliste si assottiglia, perché da 5 che erano fino a mercoledì si era aggregata il Modica vincendo nel recupero con l'Atletico Gela, adesso sono solamente 3. Il Modica oggi ha ottenuto un successo importante, oltre che per il risultato, il 2-0 con i gol di Cirillo e di So, anche perché proprio per il modo in cui ha vinto e convinto. È il solito Mister Bianco, nel momento in cui deve arrivare al dunque, specie manca in trasferta, manca qualcosa. Detto il qualcosa. Mister che manca qualcosa, quindi sicuramente la società provvederà nel mercato, tra virgolette, di riparazione, no? Cercando magari di acquistare questa famosa punta che riesce a mettere dentro la palla. Invece oggi, ma non è una sorpresa, perché tutto sommato non è una sorpresa, va sottolineata la grandissima vittoria del Tiger Brolo a Vittoria. Oggi il Tiger Brolo ha fatto veramente un colpo, colpisce, almeno da quello che ho letto, Ettore, la personalità con cui la squadra di Santino Bellinvia si è presentata a Vittoria. Secondo me si sta un po' finalmente smascherando quello che è il gruppo del Vittoria, no? Insomma, credo che forse la partenza abbia un po' illuso tutti e poi dopo alla fine
si è capito che questa non è una squadra che forse possa ambire ad una promozione. Ma io credo che mister Campanella e la dirigenza questo lo sappiano. Loro hanno approntato un organico giovane, una squadra estremamente fresca, una squadra con cui costruire un progetto. Tra l'altro oggi, nonostante la sconfitta, è andato a segno D'Agosta, che è un po' la punta di diamante e capocannoniere del campionato. Il discorso è questo, Ettore: in un torneo così equilibrato e così appassionante, chiaramente anche una squadra che non ha grosse pressioni e grosse ambizioni arriva a dire la sua. E arriva a dire la sua anche il San Gregorio. Ivan, oggi avete vinto una partita importantissima per la classifica, per il morale, perché in settimana vi hanno tolto i punti anche che vi facevano comodo, e soprattutto insomma una battaglia, no? Perché l'Atletico Gela è venuto a San Gregorio probabilmente quantomeno per non perdere. L'Atletico Gela anch'esso era ultimo in classifica a 5 punti, quindi chiaramente è venuto a giocarsi la partita, è venuto a fare il risultato sicuramente. Io volevo dire insomma del Taormina che comunque sì, non sono d'accordo sul fatto, cioè secondo me mollerà, perché comunque i 6 punti che ha conquistato a tavolino durante le prime giornate le hanno fatto comodo per giocare più serenamente, e noi tutti sappiamo che giocare a mente serena, certo, magari ti porta qualche risultato in più, però... Secondo me quello che è emerso oggi, Ivan, è che comunque quando si andrà a scontrare con avversari di caratura tecnica superiore, come il caso odierno, come il caso appunto dell'Orlandina, poi i valori tecnici vengono fuori. Infatti, perché tu... Beh, allora dice bene Ivan, cioè non possiamo pensare che il Taormina possa tenere un ritmo da... Sicuramente, allora, sicuramente non terrà il passo di Orlandina, di Modica, di Tiger Brolo, sì, però secondo me alla formazione di De Cento ha comunque i numeri per salvarsi con qualche giornata d'anticipo. Mentre invece il San Gregorio a questo punto con questi 3 punti vola a 9 punti, si stabilizza nella zona centrale, certamente ancora c'è da lavorare tantissimo, c'è da sudare tantissimo e c'è da sperare anche in qualche scontro diretto che vada per il meglio. Sì, infatti dicevo, per quanto riguarda noi era essenziale oggi vincere anche in virtù dei punti che c'erano stati sottratti per l'appunto col Taormina, per risalire un po' la classifica. Chiaramente i punti che San Gregorio deve mirare a fare sono quelli negli scontri diretti, chiaramente noi ce la giochiamo con tutti, insomma siamo consapevoli di avere un gruppo che gioca assieme da anni e questo può essere sicuramente un vantaggio e quindi andiamo sicuramente in ogni campo a fare il risultato. Settimana prossima però un campo difficile, un campo difficile, Pozzo di Gotto, la Nuova Igea è una squadra indubbiamente molto pericolosa, dovete veramente esaltarvi per portare punti importanti e pesanti da Barcellona. Ma noi abbiamo anche ottenuto una vittoria a Comiso, che è un campo difficile, anche se in questo momento non naviga in ottime acque di classifica. Però, ripeto, noi andiamo anche abbastanza serenamente in qualsiasi campo a giocarcela. Ivan, oggi che impressione hai avuto dell'Atletico Gela? È veramente squadra da ultimo posto oppure hanno la possibilità, a tuo avviso, di risollevarsi? No, a dire il vero questo campionato, come diciamo, è strano perché ho incontrato squadre di alta classifica che non mi hanno impressionato e squadre che erano sotto a noi, come il Gela, che era ultimo sui 5 punti, che in realtà oggi, devo dire la verità, non meritava la sconfitta perché comunque è arrivata all'ultimo secondo. Insomma, magari ha giocato una partita consapevole appunto di dover fare il risultato, io almeno un pareggio necessariamente, però mi è sembrato organizzata, però sì. Magari probabilmente avrà pagato anche, molto corta, Carmelo, avrà pagato anche il fatto di aver giocato mercoledì, sì, volente o nolente, in eccellenza, in promozione. Però la classifica è molto corta, gli organici non sono attrezzati per giocare 2 volte però alla settimana. Però continuo a dire che la classifica è molto corta, quindi anche se in questo momento occupa l'ultima posizione in classifica, indubbiamente ancora è tutta aperta la lotta. Può sicuramente ribaltare questa situazione nelle prossime settimane, sicuramente. Perfetto, allora chiudiamo quindi questa parentesi dedicata al campionato di eccellenza. Salutiamo il nostro Ivan che fa sempre come al solito anche un lavoro di redazione all'interno della trasmissione Penalty. Tra non molto prepareremo anche Siamo tutti calciatori, sì, che ti riguarda perché ci sarà sarà pronta un altro calciatore, una nuova rubrica appunto dedicata ad un giocatore, se non sbaglio, di prima categoria. Sì, dello Sporting Barriera. Ecco, sì, perfetto. Vabbè, l'abbiamo già anticipato. Non anticipiamo niente. Okay. Sarà un giocatore di prima categoria. Prima categoria, sì, sì.
Ringraziamo e salutiamo anche Carmelo Puglisi, come al solito straordinariamente preparato per quanto riguarda i campionati di interregionale e di eccellenza. Complimenti. Grazie Ettore, a domenica prossima. A domenica prossima, e salutiamo anche la nostra penaltina che ci lascia perché tra poco arriva Giada. E nel frattempo andiamo in pubblicità. Perfetto, Ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in studio, abbiamo subito davanti a noi la simpatia anche di Giada Di Mauro. Grazie per la simpatia. L'altra penaltina, Lorena, Sì. è andata via, quindi tu la sostituisci adesso nella seconda parte. Va bene, anche per te è il momento Innanzitutto dei buona saluti. domenica a tutti. Buona domenica. E poi sì, oggi volevo approfittare Sì. di fare 2 saluti importanti, quello per mia mamma e per mia È diventato nonna. un programma di saluti. Eh quello. sì, ci sono stati dei piccoli problemi, quindi mi fa piacere Sappiamo che tua mamma è stata approfittarne. poco bene, le mandiamo un abbraccio e una pronta guarigione. Grazie. Perfetto. E salutiamo invece in postazione ospiti il nostro Alessio Di Mauro del campionato di promozione. Ciao Alessio. Ciao Ettore, E insieme ad Alessio abbiamo Angelo Costa, il difensore Buonasera a tutti. arcigno del Real Jarre. Buonasera. Che ritorna, l'anno scorso è stato un graditissimo ospite ed è giusto che anche quest'anno sia di penalty, perché insomma il Real Jarre sta andando molto bene. Diciamo pure che volete vincerlo questo campionato. Ci tentiamo. No, secondo me lo volete proprio vincere. Il presidente Arcigno, il mister è una persona in gamba e credo che sarete veramente una squadra da battere anche nelle prossime settimane. In postazione internet è andato via il nostro Carmelo Puglisi e ha preso posto Salvatore Angemi Buonasera a tutti. con i suoi capelli più belli del mondo, perché Esattamente. adesso è diventata ormai insomma routine mandare dei pensieri sui capelli bellissimi di Salvatore Angemi. Dovrete vedere ancora l'anno prossimo, se avrò ancora l'onore di rimanere nella formazione di penalty, vedrete che ancora allungheranno di Benissimo, va bene, ok. molto. Per la felicità di Ettore Tortori. Ci dai tutti i riferimenti per quanto riguarda i collegamenti internet? Allora, innanzitutto il nostro sito www.programmapenalty.it e la mail info@programmapenalty.it, nonché la pagina Facebook, sempre Programma Penalty, che da qualche giorno c'è anche il programma, la pagina come dire, la pagina mi piace, quindi che è Penalty Community, quindi insomma un gruppo un po' più ristretto, però insomma che può essere allargato qualsivoglia modo. Perfetto, pronto chiaramente per ricevere le email, e adesso subito parola alla nostra Giada, perché iniziamo con il quadro del campionato di promozione, lo facciamo con il girone A, si è giocata la 10ª giornata. A te Giada. A Custonaci, Bonaggia Sant'Andrea, No, hai Castellammare. sbagliato, quella è Girone- prima categoria, girone A di promozione. Scusate. Ha sbagliato foglio la nostra. Ci siamo, sì. Ci siamo, girone Ad A del campionato di Aragona. promozione. Ad Aragona, Perfetto. Aragona, Salemi 3-1. A Mazzara del Vallo, Campobello di Mazzara, Canicattì 1-1. A Cianciana, Mussomeli 2-1. A Terrasini, Dattilo 1-3. A Marsala, Strasatti, Sciacca 0-0. Partini Caudace, Profavara è stata rinviata per vento. A San Cataldo, Sera di Falco, Carini 3-0. A Piana degli Albanesi, Scandeberg Piana batte Atletico Corleone 1-0. In testa abbiamo il Profavara con 20 punti, ma seguono vicinissime anche il Sera di Falco con 19 e Sciacca Dattilo con 18. Sì, Profavara è in vetta con ben 20 punti, seguito da Sera di Falco 19, Sciacca e Dattilo 18, Strasatti e Canicattì 17 punti, Salemi 15, Terrasini e Cianciana 14, Aragona 13, Atletico Corleone 12 punti, Scandeberg Piana 11, Campobello di Mazzara 9 punti, Partini Caudace 8, Carini 7, Mussomeli 5. Ricordiamo che Campobello di Mazzara, Mussomeli, Partini Caudace e Profavara hanno una partita in meno. Allora, abbiamo un terzetto, Alessio, nelle zone alte di questo girone A del campionato di promozione. Il Profavara rimane in testa nonostante la partita con il Partini Caudace è stata rinviata per vento,
seguono Serra di Falco, Sciacca, Dattilo, Strasatti e Canicattì. Ben 6 squadre nel giro di 3 punti, quindi questo, incertissimo. sì, sta a dimostrare appunto che questo forse è il girone tra i 4 più equilibrato. Prossima settimana impegno abbordabile per il Pro Favara che ospita il Canicattì, mentre l'Atletico Corleone ospiterà il Serra di Falco che è secondo in classifica. Perfetto, proseguiamo, parliamo adesso del girone B, sempre del campionato di promozione. Anche in questo girone siamo giunti alla 10ª giornata. Questi i risultati. A Palermo, Cus Palermo Sant'Agata 2-0. A Cefalù, Cefalù batte Real Calcio 1-0. A Palermo, Equipe Palermo Torregrotta 2-2. A Barcellona Pozzo di Gotto, Igea Virtus batte Ciappazzi 2-1. Mamertina Sacro Cuore Milazzo 1-2. Montemaggiore e Collesano è stata rinviata. A Capodorlando, Rocca di Caprileone Delfini Vergine Maria 4-1. A Spadafora, Spadaforese batte Patti 2-0. Anche in questo girone del campionato di promozione 3 squadre nella zona altissima della classifica, ovvero Rocca di Caprileone con 23 punti, Cefalù con 22 e Igea Virtus con 20. E andiamo avanti, Spadaforese con 19 punti, Sacro Cuore Milazzo 18, Montemaggiore 16, Ciappazzi, Sant'Agata e Mamertina 13 punti, Torregrotta 12, Real Calcio 11, Cus Palermo 9 punti, Equipe Palermo 8, Patti 7, Collesano 5 e chiudiamo con Delfini Vergine Maria 2. Ricordiamo anche che Collesano e Montemaggiore hanno una partita in meno. Sembrerebbe un po' la fotocopia del girone A, no? Con 3 squadre nella zona altissima, quindi anche in questo girone probabilmente c'è un certo equilibrio. Alessio? Assolutamente sì, infatti ancora l'Igea Virtus è un po' attardata, nonostante ha collezionato una serie di risultati positivi nelle ultime giornate, ma comunque rimane lì aggrappata alle zone alte e chissà se fino alla fine del campionato non possa addirittura agguantare la prima posizione. Questo terzetto del girone B di promozione, Rocca di Caprileone, Cefalù e Igea Virtus, oggi li ha visti vittoriosi tutti e tre in 3 turni casalinghi. Prossima settimana Rocca di Caprileone sarà impegnato contro il Sacro Cuore Milazzo in una partita abbastanza delicata, mentre per l'Igea Virtus trasferta contro il Collesano. Perfetto, proseguiamo, parliamo adesso del girone C e qui avremo anche modo di parlare con il nostro ospite Angelo Costa, questo Real Giarre che insomma vincendo oggi agguanta sempre di più questa zona importante della classifica, ma diamo i risultati di questa 10ª giornata. Ad Enna Sport Insieme è stata sospesa per nebbia. A Fiumepreto di Sicilia, Fiumefreddese San Sebastiano 0-1. A Castiglione di Sicilia, Randazzo Real Santa Venerina 3-0. A Belpasso, Real Belpassese batte Belpasso 1-0. A Giarre, Real Giarre batte Agira Nissoria 2-0. Riviera dello Stretto, Nicosia 4-1. A Via Grande Pistunina 1-0. A Troina Scommettendo 3-0 a Tavolino. Se negli altri 2 gironi sono 3 le squadre che bene o male in un certo senso sono nelle zone alte della classifica, in questo girone C invece sono 4 che bene o male hanno la possibilità di vincere questo girone. Abbiamo la Real Belpassese con 24 punti, la San Sebastiano con 22, Belpasso con 21, Real Giarre e Via Grande con 20. Ma diamo lo stesso alla classifica. Giada. Sì, il Randazzo con 16 punti. Sì, prosegui. 15, Agira 14. 14, Pistunina e Troina 13, Riviera dello Stretto 12, Sport Insieme 9, Nicosia 8, Real Santa Venerina ed Enna 6 punti, Scommettendo -3. Ricordiamo che Enna, Pistunina, Randazzo e Sport Insieme hanno una partita in meno, Enna 1 punto di penalizzazione e Scommettendo 3. 3 punti di penalizzazione, quindi a questo punto penso proprio che la Scommettendo probabilmente ha chiuso un po' il suo discorso in questo campionato. Sì, era Alessio. alla terza rinuncia, quindi alla quarta
verrà matematicamente esclusa dal campionato di promozione. Questa giornata è stata all'insegna del derby Belpasso-Real Belpassese. Praticamente non possiamo non parlare di questa partita, infatti il derby è finito 1-0 a favore della Real Belpassese. Che vuole in testa? Vuole in testa, una partita molto equilibrata. Il primo tempo è stato di marca Belpasso, il secondo a favore della Real Belpassese. La partita è stata risolta al 76esimo dall'attaccante più prolifico della Real Belpassese, che è Claudio Anastasi, che ha approfittato di una papera del portiere Saglimbene e ha depositato la palla in rete. Il forcing del Belpasso è stato inutile perché non è riuscita comunque ad agguantare il pareggio. Ma siamo soltanto alla 10ª giornata, quindi ancora i giochi sono apertissimi. Io nel frattempo pregherei la regia di mandare invece in onda le immagini di questa vittoria del Real Giare contro la Gira Nicosia 2-0, e qui subito dobbiamo parlare con il nostro Angelo Costa. Angelo, è stata una partita, insomma, credo abbastanza tra virgolette facile, no? Insomma, la Gira ve l'aspettavate un po' più decisa, poi infine alla fine in campo si sono visti assolutamente i valori forti della vostra squadra. Ecco, stiamo guardando le immagini. Dimmi. No, il primo tempo diciamo che la partita è stata bloccata sullo 0-0, il gioco andava un po' sulla lentezza, quindi non abbiamo sbloccato la partita. Poi il secondo tempo siamo andati sulle ali dell'entusiasmo perché abbiamo fatto subito il gol e da lì poi abbiamo colpito 2 traverse e la partita è andata tranquilla. Ma a questo punto questo Real Giare con questa vittoria, insomma, aggancia questo treno importante della zona playoff e anche la zona della vetta. Sì, oltretutto poi diciamo che la società a dicembre farà dei piccoli accorgimenti. Addirittura? Qualcosa che manca. Qui c'è il gol. Perché si crea tanto e soffriamo a mettere la palla dentro. Quindi la società si è ripromessa di fare qualche sforzo nei ruoli che abbiamo più. Ci sorprende come al solito questo campo in condizioni, insomma, quasi da terza categoria per una squadra che ha avuto un blasone, insomma, importante. Per il Manteboso diciamo che adesso non è più fattibile, almeno in questo momento. In quel caso diciamo che almeno si fa il possibile per la terra battuta di farla, almeno di tirare il campo, questo. In erba certo, sorprende questa cosa. Purtroppo. Alessio, tu come hai visto oggi il Giarre? Abbastanza bene, ma a tal proposito volevo fare una domanda proprio a Costa. Secondo te qual è la squadra che può realmente vincere questo campionato? Noi le abbiamo affrontate, diciamo, quasi tutte le squadre che sono in testa al campionato. Belpasso ha pareggiato da noi, secondo me è la più attrezzata, anche se alla fine i valori poi si dimostrano in campo. Il Belpasso a Chiaramonte, Palazzolo, sì, gente che ha fatto categorie, diciamo, di un certo livello, gente che ha giocato in CND, ma ieri hanno perso, il Belpasso se li ha messi sotto, quindi il campo da... Belpasso ha un po' fame di calcio che conta, no? Perché insomma ha assaporato l'interregionale un paio di anni fa e adesso c'è questa voglia di ritornare, insomma, a far sì che il paese abbia una realtà calcistica più importante. Come del resto da noi, ora sono avvicinati anche i tifosi questo è importante. Che ringrazio. Ecco, infatti, questa cosa che i tifosi vi sono vicini è la dimostrazione che Giarre vuole assolutamente. Mi fa piacere e li volevo elogiare perché Giarre ha fatto categorie importanti. Indubbiamente. E non è facile ritornare allo stadio e certo. Salvatore Angemi, abbiamo qualche domanda per il nostro ospite oppure riguardante il campionato di promozione? Ne abbiamo una riguardo la Scommettendo, perché ci chiedono: ma la Scommettendo perché non scende in campo? La squadra verrà esclusa dal campionato? Allora, Alessio, ne abbiamo già parlato, tiriamo a te la domanda, anche se ne abbiamo già parlato. Il perché sinceramente non lo so, però comunque i risultati e le rinunce mi portano a dire che ci sono dei problemi all'interno della società. Forse il presidente Nobile sta un po' mollando, collezionare la terza rinuncia in questo campionato in poche giornate non è da tutti. Beh, diciamo pure anche una cosa importante: il campionato di promozione non è un campionato di prima o di seconda categoria. Intanto ci sono le trasferte che hanno dei costi, non dico esorbitanti, però incidono sull'equilibrio e insomma sui bilanci. Ci vogliono i giocatori
diciamo leggermente di categoria, probabilmente la Scommettendo sta pagando a caro prezzo il fatto che non abbia forse gestito nella maniera idonea questo campionato. Sì, ma forse anche nel corso degli anni, perché magari fino a 2 anni fa ha mantenuto la categoria, poi via via è andata sempre più calando, quindi È vero. possibilmente una malgestione negli anni. Questo problema non se lo sta ponendo comunque il Real Jar, che diciamolo pure a questo punto entra di diritto tra le squadre che ambiscono alla vittoria finale. Ce lo No, lo giochiamo. possiamo dire, lo possiamo dire. No, lo dobbiamo dire, una piazza come Jar ha bisogno di fare un certo tipo di campionati. Ripeto, la società farà di tutto a dicembre per migliorare, laddove ci sono dei problemini. Angelo, ma stai parlando da direttore sportivo o da giocatore? Perché giustamente dall'età uno No, potrebbe forse anche parlare da direttore sportivo. No, ancora gioco, il presidente mi ha fatto una proposta anche a livello futuristico e lo devo anche ringraziare. Beh, la tua esperienza ti porta anche a conoscere molto bene queste categorie, voglio dire. Sì, adesso insomma, dopo una carriera lunga, sì. Tra l'altro oggi insomma, è una cosa particolare quello che sta succedendo a Penalty, perché prima abbiamo avuto Angelo Costa, tra poco avremo anche Ignazio Refici, entrambi formavano una coppia centrale di un Bronte degli inizi anni 90. Dove l'allenatore era il Dove ero anch'io l'allenatore. il mister E mi ricordo insomma la tua determinazione che ti porta ancora a giocare giustamente alla tua età ancora in queste categorie dove comunque bisogna essere preparati. Ci vuole anche tanta voglia e devi allenarti meglio degli altri, perché vai a giocare con ragazzi del 95, 93. Certo, che del indubbiamente 90. sono anche preparati. Sì, Sono anche preparati. Benissimo, allora noi ci dobbiamo fermare, dobbiamo salutare Angelo perché con questa parentesi dedicata alla Real Jar abbiamo dato modo alla squadra giarrese di farsi notare ancora di più e capire che effettivamente ha tutte le credenziali per aspirare ad un ruolo da protagonista. In bocca al lupo e ci vedremo prossimamente, anche perché dobbiamo avere ospite il presidente che è simpatico, vulcanico, io direi. Presidente Il vulcanico Martino, presidente che del... ad ogni gol del Jar rischia di Gioisce. cadere dalle tribune perché si lascia andare. Addirittura. Beh, quando ci sono questi presidenti fa piacere, dai, perché Per me vuol dire una- che ci mettono la passione Per me è giusta. una persona eccezionale, proprio al di fuori del calcio, anche come uomo. Perfetto, noi ce ne siamo accorti la scorsa Sì. edizione quando è venuto a trovarci E il padre- e ci ha dato veramente tanta energia. Il padre di tutti noi, cioè anche a livello umano, un consiglio, no? È sempre presente in ogni allenamento, Perfetto. quindi- Allora in bocca al lupo, un saluto anche al mister Romeo che sta facendo un ottimo lavoro a Giarre. Noi ci fermiamo, abbiamo un break pubblicitario, ci rivedremo tra pochissimo per proseguire con il campionato di promozione. Avremo altri ospiti e parleremo del girone D del campionato di promozione. A tra poco. Questa è la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento dedicato interamente al calcio dilettantistico siciliano con i risultati, le classifiche, i commenti, i numerosissimi ospiti che ci vengono a trovare ogni settimana. Siamo in diretta su Sesta Rete di Catania ogni domenica sera a partire dalle ore 19, in replica dopo la mezzanotte, in replica anche nella giornata di lunedì e qui hai un elenco di tutte le televisioni che ripetono la nostra trasmissione nella giornata di lunedì. A te. Allora, ripetono Sesta Rete di Catania, Tra di Acireale, Prima TV di Giarre, Tra sarebbe TRA. va bene, TRA di Acireale, Prima TV di Giarre, TGR di Randazzo, Teleradio Ciclope di Bronte, TVR Xenon di Caltagirone, Canale 8 di Avola, Tele 8 di Trapani e Tele 90 di Messina. Perfetto, in buona parte quindi del territorio siciliano seguono Penalty e a questo punto prima di dare subito il quadro del girone D salutiamo i nostri ospiti che sono venuti a trovarci per parlare appunto del campionato di promozione del girone D. Abbiamo il giocatore Dario Aversa della città di Mascalucia. Buonasera a te e insieme a lui è venuto anche a trovarci un dirigente del città di Mascalucia, Giuseppe Tricomi. Tricomi. Perfetto. Allora, sì. Volevo chiedere a Dario Aversa Sì. se lui ha giocato negli juniores dello Sporting Aci Castello intorno al 2005-2006. Esatto, Esatto, perfetto, niente. Cos'è un gioco a quiz? No, perché in quel periodo io per 2 mesi mi sono occupato di fare il dirigente accompagnatore Ah, ho proprio capito. per i ragazzi della juniores. Benissimo. È un trascorso allora. Bene. Sì.
Campionato di promozione Girone D, risultati e classifica insieme alla nostra Giada. E ricordiamo che siamo arrivati alla 10ª giornata. Sì. A Caltagirone, Aci San Filippo 0-3. A Catania, Atletico Catania, Scordia 0-2. Ad Augusta, Città di Augusta, Rarinantes 4-2. A Mascalocia, Sporting Battiati 1-1. A Siracusa, Enzo Grasso, San Pio X 0-3. Ad Acate, Real Ragusa batte Scicli 1-0. A Licata, Sant'Angelo Licata, Ellenica 1-2. A Santa Croce Camerina, Santa Croce batte Real Niscemi 2-0. 3 squadre nella zona altissima della classifica, Scordia con 23 punti, abbiamo la San Pio con 22 ed infine il Città di Augusta con 18. Continuiamo, sì, Atletico Catania e Santa Croce 16 punti, Aci San Filippo, Enzo Grasso e Sporting Battiati 15, Sant'Angelo Licata e Real Ragusa 14 punti, Scicli 12, Caltagirone 11, Rarinantes ed Ellenica 10, Mascalucia 7 e chiudiamo con Real Niscemi soli 2 punti. Allora 3 punti, lo Scordia che vince contro l'Atletico Catania, la San Pio che continua la sua corsa e questo Città di Augusta che dopo qualche batosta di troppo è ritornata a vincere e ha raggiunto a questo punto la 3ª posizione con 18 punti. Facciamo il quadro, anche, tra l'altro abbiamo anche delle immagini. Sì, vittorie esterne per Scordia e San Pio X che si sbarazzano di Atletico Catania ed Enzo Grasso. Segue il Città di Augusta che vince con la Rarinantes per 4-2. Nelle zone basse pareggio importante per il Mascalucia che pareggia in casa sabato per 1-1 con lo Sporting Battiati di Luca Di Gregorio. Comincerei a parlare proprio del Mascalucia. Sì, parliamo del Mascalucia, lo facciamo subito, chiaramente facendo vedere alcune immagini di questa partita. Pareggio in casa contro lo Sporting Battiati, è finita 1-1. Parliamo subito prima con il capitano Dario Aversa. Allora Dario, com'è andata questa partita? Intanto c'è stato un cambio di allenatore, quindi già questa cosa qui non dico che ha insomma creato panico, però indubbiamente bisogna ricominciare tutto da capo, nuova squadra, nuova tipologia di gioco. Come avete accolto l'arrivo di questo nuovo mister? Parliamo di Tomaselli. Il mister Tomaselli si è presentato subito, ha messo in moto comunque il suo lavoro col suo stile. E ovviamente ringraziamo il mister La Rosa perché quello che abbiamo fatto fino ad oggi non si può accantonare. Ma anche la società ha detto che insomma è dispiaciuta, però spesso e volentieri le scelte vengono fatte proprio per dare anche una scossa, no? Cioè le troppe sconfitte poi alla fine purtroppo fanno pagare l'allenatore. Questo sicuramente, noi sappiamo che tutte le sconfitte che abbiamo avuto non sono frutto solo di sfortuna, abbiamo avuto grossi problemi, però stiamo cercando comunque di risolverli insieme alla società. Abbiamo intrapreso questo nuovo percorso e cerchiamo di... Ottimismo. Sì, ovviamente, solo ottimismo. Quello è sempre. Anche se però insomma in casa forse bisogna fare qualche punticino in più, no? Oggi per esempio questa partita, giocata sabato tra l'altro, questa partita con lo Sporting Battiati, forse vi sta un po' stretto il pareggio? Allora diciamo che secondo me sia il primo e il secondo tempo sicuramente potevamo ottenere qualcosina in più. Abbiamo preso solo un punto, però ripeto, stiamo cercando di ricominciare, quindi partiamo intanto da questo puntino e ne facciamo comunque forza. Poi tesoro, si fa sempre tesoro di questi punti, come ha fatto tesoro anche ovviamente la società, no? Che si è ritrovata a disputare il campionato di promozione, cosciente insomma che il ripescaggio forse è arrivato inaspettato e quindi ha dovuto organizzare un po' una rosa con qualche difficoltà. La società sotto questo punto di vista ha fatto anche questa scelta adesso del cambio dell'allenatore. Parliamo con Giuseppe Tricomi. Questa scelta dettata chiaramente dai risultati negativi, però la fermezza della società nel tenere stretto il gruppo è fondamentale. Indubbiamente, senza gruppo ovviamente non si può fare calcio né in promozione né in seconda o in qualsiasi altra categoria. Stiamo cercando, come ha detto Dario, appunto di risollevarci, di iniziare un nuovo percorso con Giacomo Tomaselli, prendendo anche qualche altro ragazzo che potrebbe anche darci una mano. Lo prendete adesso o lo prenderete poi nel mercato di riparazione? Ieri ha già debuttato Fabrizio Cristoforo,
un buon ragazzo. Insomma, un ragazzo, qualche aggiunta. Sì, qualche aggiunta c'è stata, ci sarà, mi auguro, almeno. Dobbiamo dare manforte al punto che abbiamo ottenuto ieri, è già un buon inizio. Anche perché insomma la classifica non è poi tanto pericolosa, nel senso che siete nella zona bassa, però non siete lontanissimi dalla salvezza. Non siamo lontanissimi, poi basta fare pochi risultati positivi e si ritorna ad essere lì. Il livello comunque è abbastanza... È vero. La partita tra Atletico Catania e Scordia ha visto la squadra di Serafino vincere, forse anche facile. Per noi ha visto la partita Alessio, possiamo far partire anche le immagini. Alessio, ci dai un riferimento su questo incontro? Allora, il risultato direi che è abbastanza bugiardo. L'Atletico Catania esce sconfitto dalle mura amiche contro un cinico e combattivo Scordia per 2-0. Il risultato finale penalizza forse eccessivamente i padroni di casa, che hanno creato di più rispetto ai più quotati avversari, ma hanno mostrato forse poca concretezza sotto porta. Lo Scordia è stato bravo ad aspettare gli avversari nella propria metà campo e ripartire in contropiede, soprattutto nella ripresa in superiorità numerica, per l'espulsione fin troppo generosa di Mertoli, che ha aperto tanti spazi e consentito una manovra di gioco sicuramente più limpida. Il gol al 51esimo per lo Scordia, con Costanzo sugli sviluppi di un corner, è stato abile a tirare di controbalzo e battere Colonna per l'1-0. Il raddoppio su contropiede ad opera di Osman, un giovane senegalese di buone prospettive, che è stato bravo ad anticipare il diretto avversario e battere con un tiro al volo Colonna. Una vittoria comunque importante, perché insomma contro una diretta concorrente per la vittoria finale, no? Perché l'Atletico Catania da più parti viene anche candidato alla vittoria di questo girone, o quantomeno insomma la partecipazione ai playoff. Allora, io sono di questa opinione. Lo Scordia sicuramente è meglio attrezzato rispetto all'Atletico Catania, gente di esperienza come Monteleone e anche un buon pacchetto offensivo, seppur caratterizzato da ragazzi juniores. L'Atletico Catania è stato costruito in extremis con un gruppo fondato e formato soprattutto da giovani, quindi io sono dell'opinione che questi ragazzi devono giocare e raccimolare quanti più punti possibile per ottenere la salvezza. Poi se so rose fioriranno e si può pensare a qualcosa di più. Però un po' ci sorprende, e poi c'è Salvo che deve fare anche una domanda ai nostri ospiti, ci sorprende il fatto che lo Scordia ha perso a Mascalucia contro il Mascalucia per 2-1, ed è stata una partita indubbiamente molto bella, molto intensa, dove il Mascalucia ha dimostrato che comunque ha carattere, e forse l'atteggiamento di presunzione da parte dello Scordia ha fatto il resto. Dario, che è successo? Questa vittoria comunque vi deve dare forza, anche se è avvenuta qualche settimana fa, vi deve dare forza, no? E vi fa rendere coscienti della vostra qualità. No, queste partite servono sempre per far capire i propri mezzi, no? Nel senso, sembrano cose banali, però sono importanti, soprattutto nel calcio. E lo Scordia è una delle squadre più attrezzate con cui ovviamente abbiamo giocato. Sì, è stata una bellissima partita, devo dire un'esaltante partita. Sì, un'esaltante, però devo dire che anche loro giustamente hanno preso, i nostri meriti ci sono stati, però 2 pali anche da parte loro. Il pareggio poteva essere anche un risultato giusto, ovviamente non sempre le cose possono essere nel nostro sfavore. Non per voi in questo caso, perché i punti erano importantissimi. Quindi, sì. Mentre per quanto riguarda questo girone, a questo punto lo Scordia da più parti indicato come la squadra da battere, però si parla poco della Sampio, che è là dietro, proprio a un punto. Sì, infatti, secondo me, come molti, ad esempio la Sampio è la squadra attrezzata meglio, non per il parco di giocatori che ha messo lì davanti, ma anche a centrocampo e in difesa con l'acquisto di Bonelli si sono rinforzati parecchio, hanno degli ottimi giovani, un grande allenatore che oltretutto è anche un amico. Certo. Io vedo bene la Sampio, però non sottovaluterei l'Augusta. L'Augusta, il città di Augusta del presidente Cacciaguerra, che prima o poi ci verrà a trovare, ci segue tantissimo. Anche loro, dici bene, sono ben organizzati, perché tenteranno questa ennesima promozione, perché vengono da 4 promozioni di seguito, quindi vorrebbero fare la cinquina. Dicembre alle porte, perciò. E quindi Salvo, per chiudere il campionato di promozione abbiamo qualche domanda? Sì, abbiamo una mail che ci scrive Turi48, ci dice: peccato
peccato per l'Atletico Catania che sia venuta a mancare la concretezza e la giusta amalgama tra la squadra. Ci risponde Alessio. Sicuramente oggi è mancato un po' di concretezza, sì, perché le occasioni l'Atletico le ha avute per passare in vantaggio ma non le ha sapute sfruttare, e appunto per questo mi riferivo al punteggio finale, che è abbastanza bugiardo. Lo Scordile è stato bravo ad avere poche occasioni, 2 o 3 occasioni da rete, e a concretizzarne 2. Perfetto, abbiamo chiuso quindi la parentesi dedicata al campionato di promozione. Ringraziamo i nostri ospiti, il Città di Mascalucia che insomma è un po' amico anche di penalty, il capitano Dario Dario Aversa, purtroppo non c'ho memoria, Dario Aversa, Giuseppe Tricomi, dirigente del Città di Mascalucia, che hanno cambiato allenatore, hanno girato pagina, gli auspici sono buoni. Devono essere. Ci fermiamo, ringraziamo Alessio, come al solito sempre presente quando si parla del campionato di promozione. Buonasera. Che dobbiamo fare adesso? Diamo un minuto di pubblicità. Un minuto di pubblicità, ci fermiamo e poi parleremo della prima categoria. A fra poco. Spice Sport Innovation, abbigliamento sportivo Onze, Max, Ioma e delle marche più prestigiose. Specialista nella fornitura di abbigliamento tecnico sportivo. Vasto assortimento di targhe, coppe, trofei, tutto per la piscina per grandi e piccoli. Spice Sport Innovation, in collaborazione con la società dilettantistica Città di Mascalucia, organizza il centro addestramento Scuola Calcio presso il centro sportivo Sport Innovation con istruttori qualificati. Spice Sport Innovation, via Regione Siciliana 3, Mascalucia. Il nostro impegno per le vostre energie. Eccoci rientrati in studio, campionato di prima categoria, abbiamo il nostro computer vivente Luca Aloisi. Buonasera a tutti. Ciao Luca, insieme a Luca il mister della Maniacese, campionato di prima categoria, un amico di penalty, Ignazio Orefice. Buonasera. Ignazio, io insomma mi dispiace averti fatto aspettare tanto, però tu giustamente lo scorso anno eri nell'entourage del campionato di interregionale, adesso hai sposato questo progetto di Maniace e questa cosa ti fa onore, quindi sono costretto a vederti e sentirti soltanto nell'ultima mezz'ora, ma spero che tu possa insomma con la Maniacese stessa possibilmente aumentare, no, il tuo spazio. Questo ce lo auguriamo tutti quanti a partire dalla mia società e da me. Com'è andata in ogni caso, questa settimana? A me fa sempre piacere essere. Sì, lo so. Qui com'è andata questa settimana? Un pareggio fuori casa è sempre buono, anche se casa, come dicevate 2-0. Lo so, siamo andati a pareggiare sul campo del Pedara, prima in classifica. Per come si è messa la partita potevamo portare via via qualche punto più importante. E va bene, pazienza. Abbiamo subito una mail sì. di Mister Orefice che ci dice: sì, la situazione in classifica non è buonissima, ma si sta migliorando. Quali sono le modifiche che il mister vuole portare immediatamente alla squadra? Subito, questa è una domanda a bruciapelo. Ma non c'è una ricetta magica per cui tu cambi uno, cambi due o cambi modulo e quello per certo ti porterà a migliorare la tua situazione di classifica. Io penso che la situazione di classifica si migliori solo lavorando in campo e con un pizzico. E tu sei un buon lavoratore. Lavorando in campo, cercando di migliorare la condizione fisica, tecnica e tattica della squadra, e poi alla fine tireremo le somme. Benissimo, poi ci direi perché non sei più a Paternò, non hai seguito il progetto di Paternò. Questa è una domanda che ti volevo fare in privato, ma te la faccio pubblicamente così poi ci darai le tue giuste motivazioni. Campionato di prima categoria, da questa settimana seguiremo un po' più attivamente anche la zona del Trapanese, grazie anche agli amici di Tele8, quindi parliamo subito del girone A, ottava giornata del campionato di prima categoria, subito i risultati di questa domenica. A Custonaci, Bonaggio Sant'Andrea, Castellammare 1-2. A Calatafimi, Borgata Terenove 0-3. A Palermo, Donorione, Stella d'Oriente 2-2. A San Giuseppe Iato, Iatina, Favignana 0-3. A Lampedusa, Atletico Erice, rinviata al 5 dicembre. Paceco, Isola delle Femmine 0-3.
Sparta Palermo Fulgatore 2-4. In testa abbiamo una accoppiata, ovvero Castellammare Isola delle Femmine con 22 punti. Luca, dacci un riferimento di questo girone del Trapanese. Sì, un girone dove continuano a vincere sempre le prime 4, hanno vinto ancora il Castellammare che si è imposto solo nel finale sul campo del Bonaggia Sant'Andrea, ha vinto anche l'Isola delle Femmine 3-0 nell'anticipo sul campo del Paceco, vittorie esterne per 3-0 anche per il Borgata Terrenova e il Favignana. Ricordiamo che il Borgata Terrenova ha una partita in meno e quindi si trova finora a punteggio pieno. Ed è un campionato condizionato dalla presenza del Lampedusa. Il Lampedusa su 8 giornate ha giocato solamente 3 partite. Hanno problemi di trasferimenti. Sì, 4 partite le deve recuperare. Una l'ha vinta a tavolino perché il Fulgatore ha preferito non presentarsi piuttosto che affrontare il viaggio a Lampedusa, e una invece la giocata l'aveva pareggiato sul campo della capolista Isola delle Femmine, ma l'ha perso a tavolino per un errore, ha fatto giocare un giocatore squalificato. Proseguiamo, parliamo subito del girone B e del girone C. Sì, nel girone B hanno vinto sia le due capoliste, sia il Ciminna che all'Acque Dolcese, entrambe vittorie per 3-1 in casa, hanno mantenuto così la vetta, 2 punti di vantaggio sulle inseguitrici che hanno vinto anche loro in casa, cioè il Casteldaccia e la Castelbuonese, vittoria anche per la Stefanese, quinta in classifica. Mentre nel girone C c'è stato un cambio in vetta, infatti la Sant'Angiolese, ormai ex capolista, è stata sconfitta per 2-0 a Longi e ha perso il primato a favore della Futura Brolo, vittoriosa per 3-1 sulla Virtus Capodorlando. Perfetto, girone adesso D, siamo sempre nella zona del Messinese, questi risultati dell'8ª giornata. A te Giada. A Gaggi, Desport Gaggi, Sporting Taormina 2-2. A Furci Siculo, Furci Mediterranea Nizza 6-1. A Mili Marina, Ghibellina batte Santa Teresa 2-1. Messana Messina Sud 4-0. A Monforte San Giorgio, Pellegrino batte Milo 2-2. A Letojanni, Robur Gescal 1-2. A Villafranca Tirrena, Saponara Promende 2-3. In testa abbiamo il Ghibellina con 21 punti, ma seguito solamente da un punto di distanza dallo Sporting Taormina con 20. Luca. Sì, c'è stato il sorpasso proprio questa domenica, infatti a sorpresa lo Sporting Taormina è stato bloccato per 2-2 dall'ultima in classifica, la Desport Gaggi. Un passo falso inaspettato che porta in vetta il Ghibellina, vittorioso per 2-1 nel big match con Santa Teresa di Riva, quindi una giornata che doveva essere favorevole allo Sporting Taormina in realtà si è rivelata favorevole al Ghibellina, che ha sfruttato quindi il pareggio dello Sporting. Balza in vetta, mentre dietro continua un'altra vittoria della Messana per 4-0, così sale al quarto posto in classifica, al terzo posto in classifica, e domenica nello scontro diretto con lo Sporting Taormina potrà tentare il sorpasso. Adesso il girone E del campionato di prima categoria, anche perché è il girone insomma del nostro ospite Ignazio Refice. Guardiamo subito i risultati e poi li commentiamo insieme appunto a Ignazio Refice e al nostro Luca Aloisi. Risultati. A Pedara, Atletico Pedara Maniacese 2-2. A Belpasso, Belpassese San Giovanni La Punta 2-2. A Valverde, Valverde Bronte 1-1. A Maletto, Maletto Trecastagni 0-1. A Mister Bianco, Lineri Mister Bianco Gravina 0-0. Ad Aci Reale, Real Aci batte Cometa Biancavilla 3-0. A Paternò, Real Paternò, Dacca 0-1. In testa il Real Aci con 21 punti, al secondo posto l'Atletico Pedara con 20 che ha pareggiato appunto con la Maniacese. Il commento lo diamo a Luca e poi dopo sentiamo le motivazioni anche da parte del mister Orefice. Sì, dopo una sola giornata in seconda posizione torna in vetta il Real Aci, che aveva vinto, ricordiamo, le prime 6 partite di questo torneo prima della sconfitta della settimana scorsa. Torna in vetta con una vittoria abbastanza netta per 3-0 sulla Cometa Biancavilla, approfittando del passo falso dell'Atletico Taormina, che se l'è vista brutta in casa con la Maniacese, ha pareggiato solo nel finale rimontando 2 gol di svantaggio e ora si trova a -1 dalla vetta. È un girone che si conferma molto equilibrato, ci sono sempre tanti pareggi, anche oggi 4 pareggi e solo 3 vittorie, e tra queste vittorie spicca quella del Trecastagni, che è riuscito a imporsi per 1-0 sul campo del Maletto. Ignazio Orefice, avete 7 punti, in questo momento siete in piena zona bagarre per non retrocedere, ma io credo che la società insomma probabilmente sa cosa ha bisogno questa squadra.
Ma sai, fino adesso abbiamo raccolto forse un po' meno di quello che meritavamo complessivamente in queste prime partite. Qualche sconfitta di troppo? No, la partita che forse abbiamo sbagliato è stata quella in casa con la Cometa Biancavilla. Per il resto abbiamo qualche punto in meno di quello che meritavamo a partire da sabato scorso, dove non siamo riusciti a gestire un doppio vantaggio in casa della capolista, che era anche rimasta in inferiorità numerica, e questo può essere un po' un limite di questa squadra, cioè non riuscire a gestire un doppio vantaggio. Peccato, perché sarebbe stata una vittoria che vi sarebbe avrebbe stata una fatto un po' vittoria che ci staccare da avrebbe questa fatto zona un po' staccare pericolante. da questa zona, però alla fine io penso che qualche punto magari lo meritavamo fino adesso. Alla fine del campionato bene o male si compensano i punti che poi tu avrai. Attenzione, perché avete giocato con la seconda in classifica, l'Atletico Pedara, e domenica prossima però insomma, giocherete contro il Real Aci, che attualmente è la prima in classifica, la nuova prima in classifica. Ma io non ne faccio mai una questione di prima in classifica o seconda in classifica. Io ho detto ai miei giocatori prima della partita di Pedara: noi siamo qua e siamo venuti a giocare, non certo a pensare di imporre un pareggio o di andare a fare la vittima sacrificale. La nostra caratteristica è quella di andare sempre in campo pensando di farla la partita e non di subirla. Certo. C'eravamo riusciti anche bene, un buon primo tempo, la partita è stata molto combattuta, avevamo chiuso in vantaggio con 2 gol e poi magari con un pizzico di malizia e un pizzico di fortuna in più avremmo portato il risultato pieno, però va bene così, va bene così, anche perché è soltanto l'ottava giornata, la squadra sta crescendo, cresce di settimana in settimana. Considerate che è una neopromossa e certo, l'obiettivo principale rimane sempre quello della salvezza. Questo lo sappiamo tutti. Ultimo girone del campionato di prima categoria, parliamo del girone F, ottava giornata, i risultati insieme alla nostra Giada e poi il commento finale affidato come al solito a Luca Aloisi. San Michelese Megara Augusta 6-2, a Carlentini San Conitana 4-1, a Castel di Judica Atletico Militello 2-2, a Catania Massimiliana batte Valguarnerese 8-1, a Piazza Armerina Mirabella Barrese 2-4, a Catania Picanello Sporting Barriera 0-1, a Catena Nuova Sporting Catena Nuova Junior Ramacca 0-3. San Michelese in testa con 22 punti, abbiamo al secondo posto la Barrese, lo Sporting Barriera con 18, commento di Luca. Sì, giornata positiva per l'Aquila San Michelese, che allunga, travolge il Megara Augusta 6-2 e sfrutta il pareggio per 2-2 dell'Atletico Mitella a Castel di Judica. Attenzione, perché abbiamo delle immagini riguardanti la partita della Massimiliana, che pensa un po' vince 8-1 con la Valguarnerese. Sì, 8-1 sulla Valguarnerese, che purtroppo non è la prima volta che prende queste scoppole, anche col Barriera subito 7 gol, 4 reti per Ruggeri, 4 reti per Barbagallo, i 2 bomber della Massimiliana si sono divisi tutte le reti siglate ieri. Stiamo dicendo della San Michelese, che ha allungato sul Militello, 5 ore punti di distacco, Militello che è stato anche superato dalla Barrese, vittoriosa 4-2 a Piazza Armerina sul Mirabella, e dal Barriera, che ha fatto suo il derby catanese col Picanello, 1-0 il risultato finale. C'è un leggero calo a Militello. È successo qualcosa evidentemente? Sì, si è rotto un po' il giocattolo? No, mi auguro di no. No, questo probabilmente no, però ultimamente sono arrivati dei pareggi di troppo che li hanno allontanati dalla vetta. E poi c'è stata anche la sconfitta contro la San Michelese, proprio nello scontro diretto. Va bene, perfetto. Abbiamo chiuso quindi il tabellino di tutti i risultati del campionato di prima categoria. Salutiamo il nostro Luca Aloisi, come al solito sempre importante la sua presenza in redazione. Tu rimani qui perché tra poco dobbiamo vedere i risultati del campionato di seconda categoria, tra poco arriverà anche Dario Giuffrida, rimane il nostro ospite Ignazio Refice, parleremo anche del campionato di seconda categoria, ma tra poco conosceremo anche perché non sei più a Paternò. Ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. La DCR Ricambi, con esperienza ventennale nella distribuzione di ricambi e accessori auto all'ingrosso, oggi si propone anche al dettaglio, con prodotti di primo impianto, delle migliori case produttrici e propone una vasta gamma di lubrificanti a prezzi imbattibili. Venite a trovarci. Visita il sito www.dcrricambi.com. Ci trovi anche su Facebook.
È ritornato Dario Giuffrida, ciao Dario, adesso parliamo Ciao, del campionato di seconda categoria, però prima di iniziare con i risultati sui 3 gironi che insomma seguiamo in modo particolare, la piccolissima finestrina, perché l'abbiamo promesso già dalla settimana scorsa, sul campionato di terza categoria, cosa ha fatto il Siracusa? Allora, il Siracusa questa settimana in realtà ha riposato e ti dico subito velocemente, ne ha approfittato il Villasmundo e si è portato in testa con 6 punti, ha vinto 1-0 contro il Real Belvedere. Però il Città di Siracusa ha una partita in meno. Siracusa ha una partita in meno, si è riscattata la Leonzio che ha vinto 5-3 dopo la scoppola, rimediata la prima giornata proprio contro gli Aretusei. Perfetto, allora subito i risultati del campionato di seconda categoria, iniziamo col girone F, poi magari ci fai un quadro completo degli altri gironi siciliani. Certo. Girone F dove abbiamo la squadra del Calatabbiano? Sì. Ok, diamoci subito uno sguardo completo. Sì, Atletico Taormina, Sant'Alessio 2-4, Calatabbiano, Pelora Annunziata 1-1. Cariddi e Toianni 2-2, Paragonà Uslo Pace 2-0, Sporting Club Giardini Naxos 4-0, Zafferia Contesse 1-1. Ha pareggiato di nuovo questo Calatabbiano, Esatto. Si ferma la corsa, anche se sempre in testa. Da un paio di giornate sembra non essere così efficace, però è ancora in testa a 14 punti. Oggi era anche la giornata del derby di Giardini, terminato sul risultato favorevole per 4-0 allo Sporting Giardini. Tra l'altro Sporting che si porta all'inseguimento proprio della vetta con il Calatabbiano. Il Toianni invece è riuscito a strappare un 2-2 pesante in casa al Cariddi e quindi resta in scia delle prime della classe. Prima di proseguire con gli altri gironi, ovvero del girone G e del girone H, diamo anche uno sguardo a quelli che sono un po' lontani dalla provincia catanese? Esatto, vogliamo parlare in questo caso del girone A della provincia di Trapani. Allora continua imperterrita la marcia del Ezio Roma Calcio Isola, che è una marcia che rasenta alla perfezione, 18 punti in 6 giornate, non ha ammesso assolutamente repliche, soprattutto nella giornata di oggi quando ha vinto ben 8-0, sentivo prima 8-1 ai danni alla Quanti gol Ignazio in queste categorie, fa piacere però, dai. Al Città di Petrosino è andata peggio, 8-0, ma era una giornata abbastanza movimentata perché sempre nello stesso girone l'Europa Montelepre ha regolato in casa l'Avvenire per 7-1, quindi le prime della classe viaggiano a una velocità nettamente superiore rispetto al resto della classifica. Allora, riprendiamo adesso con i risultati più diretti, facciamo a questo punto il quadro del girone G, dove abbiamo in testa l'Aci Bonaccorsi con 14 punti, ma vediamo un po' i risultati di questa settimana. Aci Platani, Tre Mestieri Etneo 2-3, Canalicchio Sant'Alfio 2-4, Città di Santa Venerina batte Zafferana 3-0, Real Radrano Libertas Cerami 1-2, Russo Sebastiano batte Santa Domenica Vittoria 4-2, Unione Cesarò Santo Teodoro Aci Bonaccorsi 0-2. Abbiamo in testa l'Aci Bonaccorsi con 14 punti. È un Dario. testa a testa tra l'Aci Bonaccorsi e il Tre Mestieri, tra l'altro il Tre Mestieri ieri ha rischiato anche di vanificare gli sforzi del primo tempo, era in vantaggio 2-0 sull'Aci Platani, si è fatto recuperare nel giro di 4 minuti e ha ritrovato il gol vittoria solamente al 95esimo, però è una corsa punto a punto in queste prime giornate. Tre Mestieri, ricordiamo, l'anno scorso molto in difficoltà nello stesso campionato, e continua anche la marcia di avvicinamento alla vetta il Città di Santa Venerina che ha affondato l'ormai mortificato Zafferana, quindi vicinissima alla vetta appunto la squadra di Santa Venerina. È sempre molto difficile tirarsi fuori dalle sabbie del campionato di seconda categoria, Ignazio. È difficile tirarsi fuori dalle sabbie di qualunque campionato, non solo quello di seconda categoria, perché ogni categoria ha le proprie difficoltà, la seconda perché la seconda, la prima come la prima, l'interregionale come l'interregionale. Questo è anche vero. Quindi ogni campionato ha il proprio livello di calciatori e quindi tirarsi fuori dalle sabbie mobili è difficile sempre, in ogni categoria. A parte tutto il discorso economico che ci vuole per sostenere una società. Sicuramente. Io poco fa stavo riflettendo quando sentivo i risultati della terza categoria, stavo pensando se era veramente la terza categoria Leonzio, Siracusa. Eh sì, sono le famose squadre che hanno abbandonato il calcio che conta, o quantomeno il calcio dilettantistico che conta, proprio perché i fondi insomma sono zero. Lo so, però voglio dire, fa un certo effetto sentire Siracusa. Assolutamente. Leonzio. Chiudiamo il tabellino della seconda categoria col girone H. Perfetto, sì. I risultati. Atletico Librino, Atletico Francofonte 4-0. Motta NBI Mister Bianco 0-1. Floridia
Rapisardi 1-2, Scordiense Florenzia 1-0, Sortino Ferla 1-1, Sporting San Paolo batte il D'Agata 2-1. Mister Bianco in testa con 16 punti, ultimo commento per quanto riguarda questo campionato. Avevamo parlato del Lazio-Roma per quanto riguarda il girone di Trapani, il Mister Bianco non scherza, sono 16 punti sui 18 disponibili, tra l'altro il Mister Bianco ha lasciato i 2 punti solamente nello scontro diretto di qualche settimana fa con l'Atletico Librino, che abbiamo visto come ha infierito su quello che resta l'Atletico Francofonte. Menzione anche per il Floridia, che invece si è fatto stoppare dal Mario Rapisardi. Onestamente non è la squadra candidata alla vittoria del campionato, il Mario Rapisardi. Il Floridia si è fatto imporre lo stop interno 2-1 e perde un attimo contatto con la vetta della classifica. Dunque, ritorniamo con il nostro ospite, siamo in chiusura del nostro appuntamento. Ignazio, ti prometto che sarò costretto ad invitarti di nuovo perché voglio sentirti parlare anche e soprattutto del campionato interregionale che ti ha visto protagonista con il Paternò insieme chiaramente a tutta l'equipe di Strano. Certo, le differenze sono sostanziali, però io credo che comunque questo calcio tra la promozione, la prima categoria e la seconda non debba essere sottovalutato, no? Perché poi diventa anche un po' la fucina dei ragazzi che fanno assolutamente poi le categorie no, superiori. è chiaro che i campionati sono diversi e quindi il modo di lavorare è diverso, perché l'interregionale non è vero che è l'ultima categoria dei dilettanti, lo è solo sulla carta, di fatto è la prima categoria dei professionisti. Per il modo con cui si preparano le partite, gli allenamenti e però tutto. Io quest'anno sto facendo questa esperienza con la Maniacese, sono molto contento, soddisfatto. È un progetto importante. È un progetto, è una società giovane di ragazzi che si dà molto da fare, che ci crede in questo progetto, che cerca di fare crescere questa squadra in una cittadina piccola, volendo. Troppo piccolo, con un campo che lascia un po' a desiderare. Però so che si stanno, anche, anche sotto questo aspetto si stanno muovendo a livello comunale. Hanno presentato la progettazione con il credito sportivo per l'inerbamento in sintetico, quindi vogliono crescere, c'è una prospettiva di crescita e questo è quello che mi ha convinto anche ad andare a impostare un lavoro nuovo. Facciamo crescere qualche giovane. Quella zona ti ha visto protagonista tra Maletto e Bronte per molti anni, adesso c'è il terzetto che si chiude con Maniace, no? Ma io sono... hai vinto i campionati a Maletto, l'hai vinti anche a Bronte, devi vincerli anche a Maniace a questo punto. Speriamo di avere gli stessi risultati che ho avuto. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita, sì, spero di avere gli stessi risultati che ho avuto a Bronte prima da calciatore per tanti anni. Certo. E anche da allenatore, avendo vinto 2 campionati. E poi c'è stato il miracolo Maletto, diciamo. E poi c'è stato il miracolo Maletto, ma frutto di tanto lavoro mio. Assolutamente, se non ci fosse quella forza probabilmente i risultati non sarebbero mai arrivati, diciamolo pure. La cosa importante è avere il sostegno sempre della società, quello è importante. Perfetto, allora siamo in chiusura, salutiamo Impostazione Internet, l'ho un po' sottovalutato oggi, mi perdonerà il nostro Salvo Angemi, ma oggi abbiamo avuto una puntata pienissima di risultati, di ospiti, per cui insomma la postazione Internet non è stata utilizzata come generalmente le sue piene potenzialità. Ecco, infatti. Va bene, pazienza. Vogliamo ricordare velocissimamente comunque i riferimenti, perché durante la settimana c'è sempre la possibilità di mettersi in contatto con Penalty. Allora, il sito www.programmapenalty.it, dove c'è il muro per commentare, consigliare, contattarci, eccetera eccetera. Per accedervi bisogna prima però registrarsi. Poi la mail info@programmapenalty.it e la pagina Facebook Programma Penalty. Grazie a Salvatore Angemi, salutiamo Dario Giuffrida. Ciao, settimana prossima di nuovo qui a Penalty per parlare del Catania e poi anche per raccontarci il campionato dei dilettanti, del campionato di seconda categoria, con questa notizia fissa che diamo sul Siracusa, perché sembra ovviamente. Ringraziamo Ignazio con la promessa che dovrai ritornare e ti metteremo proprio nella prima parte del campionato, perché conosci troppo bene il campionato interregionale. Conosci troppo bene il campionato interregionale. E salutiamo anche la nostra Giada Di Mauro. Un saluto a te Ettore, un bacione a tutti voi e buon proseguimento di serata. Perfetto, noi ci vedremo la settimana prossima come al solito. Se volete seguirci potete farlo anche attraverso il nostro sito programmapenalty.it, anche per rivedere le puntate precedenti. A tutti un arrivederci, appuntamento alla prossima settimana.